Signori, belle mie, benvenuti. Oggi iniziamo una nuova serie incredibilissima. La serie in questione è Far Cry 3. Secondo me, il miglior Far Cry della storia dei Far Cry. Secondo me è il migliore. Una vita che non lo faccio, non vedo l'ora di farlo. Io direi di iniziare. Storia. Addirittura avevo fatto una partita una vita fa, però era arrivato all'inizio, poi ci arriveremo. Carica partite, no? Carica un cazzo, non una partita. Maestro. Così, non abbiamo paura di un cazzo noi. Allora, c'è il volume altissimo. Raga, vi dico soltanto che è tardi, quindi parlerò piano. Devo abbassare il volume, rotto i coglioni. A mio fratello Riley per il suo brevetto di volo. Che bello, quanti ricordi, raga. La carta di credito di mio padre è alla mia. Mamma mia, si vede che è un gioco vecchio, però. Non bevo sambuca da quando avevo 20 anni. Ma c'era pure lo strunzo. Bello. Perché fondamentalmente Far Cry 3 parte che tu ti fai una vacanza con gli amici, bellissima, divertimento, discoteca, figa. E poi alla fine tutto in qualche modo va a puttane. Tu sei pazzo, Jay. Ho imparato dal migliore. Così siete pazzi, eh? Saltate Wow. dagli aerei, volate come uccelli. Come degli stronzi. E non si è aperto il paracadute. Siete matti. Mi piace questo. È proprio un bel telefono. Allora, cosa abbiamo qui? Grant e Jason. Dalla Piacere, Jason. Mm? Che Spero abbasse, Patino e che Mammina vi vogliono tanto bene. Che Vi antagonista. voglio bene, ma mi promettono grana. Ed è un bene perché mi piace la grana. Scusa, cazzo, hai detto? Che hai detto? Vuoi che ti apra il culo in due come ho fatto con il tuo amichetto? Tappati quel cesso! Ok? Quello con i coglioni sono io! Guardami dritto negli occhi. Ne bandi Luce, guardalo. Bravo, diglielo. Sono dalla parte di Vasio, mi sto fottendo di mio fratello. Io qui sono il fottuto re. Non una sola parola. O muori. Cosa c'è, Jason? Jason, dimmi. Perché non ridi come facevi lassù? Dici che non ti diverti più, forse non ti sto simpatico. Vedi, il fatto è, lassù, credevi di avere una chance. Là, tra quelle nuvole di merda, tu pensavi davvero di avere il dito sul grilletto. Ma hermano, qua giù. Qua giù. Hai il culo per terra. Che bello. Che bello. Mamma mia, ti rompo il culo appena esco da qui, guarda. Mua. E il tuo fratellone? Ci divertiremo un sacco mentre aspettiamo i soldi. E lui è l'altro che alla fine scopriremo chi è l'altro. Spero che voi due pezzi di stronzi siate più simpatici degli altri. A te. Bye bye. Attenzione, guarda come ti tocca i coglioni a quello. Che personaggio, raga, Vass, fantastico. Tipo c'è la guardia. Mio fratello si slega. È proprio figo. In questo episodio faremo il prologo. Tra l'altro voglio farlo con la webcam, raga, un po' così a caso. C'è il bordello dietro di me. Sti cazzi. Figlio di puttana. Attenzione, nessuno se ne è accorto che mi sta slegando. La guardia è per i cazzi suoi. Sei ferito? Non credo. Dobbiamo trovare gli altri. Come? Ci sto pensando. Chiama la guardia. Chiamala. Artemio! Artemio, venghi! Ora. Ehi, di qui! Che cazzo? Oh, voi dovete stare zitti! Che audio di merda, raga. Ah, corpo de corna! Ok, sto morto. Me l'hanno insegnato nell'esercito. Mio fratello era quindi un ex militare. Mamma mia, l'ho giocato tantissimo tempo fa, 1000 volte tra l'altro. Belli Far Cry, li ho fatti tutti, raga. Tranne il 6, il 6, cioè l'ho fatto ma non l'ho finito. Lo faremo, lo faremo. Allora, oddio, minchia, la sensibilità a 6 milioni. Cazzo è, comandi. Sensibilità visuale, vabbè, minchia.
Vediamo. Ma perché è così alta? Ah, ma mouse e tastiera devo selezionare, ma vaffanculo. Ok, molto meglio. Guardate qua. Jay, tutto ok? Tutto bene, fratello. Minchia, ma l'audio è proprio fatto a cazzo quelle delle voci. Ok, con C mi abbasso. Guardate qua come c'è il panico, no? Del nostro personaggio che giustamente si ritrova da una situazione di merda. Cioè, ha appena visto una persona morire, no? Cioè, noi dobbiamo immedesimarci nel nostro personaggio che inizia da, Dio mio, un bravo ragazzo che era semplicemente qui a farsi le vacanze con i suoi amici e i suoi fratelli e si ritrova poi ad essere un killer professionista. Ok, così stiamo accucciati. Questa è tutta la fase di tutorial, diciamo. Guarda i cani, raga, quanto sono bastardi. Questi mi sgamavano sempre. Oddio, ecco, ciao, Fufi. Guarda qua come scuoiano i maiali. Mamma mia, che ambiente, raga. Ah, un'ultima cosa. Aspetta, questo mi dà il tutorial, che se faccio esco. Io vorrei vedere un'altra roba, ma se faccio... non lo so, c'è un modo per mettere tipo il fog? Campo visivo. No. Non ci credo, il campo visivo, raga, godo. Oh, molto meglio. Guardate qua, raga. Tutta un'altra storia. Guardate che figo qua. Ok, prendiamo... prendo tutto. Cosa abbiamo qua? Faccio rapporto. Un accendino, un tablet, una fotocamera e un cazzo di telefono. Ma pure la mappa ci fottiamo. Oddio, chi è sta gnocca? Ah, questa è... la conosceremo. Non mi ricordo come cazzo si chiama, ma la conosceremo. Sono qua, ti aspetto, buon uomo. Cristo, dobbiamo farlo andare. Ah, c'è la guardia lì. Sasso laggiù. Ok, come si tira il sasso? T. Dio, freddo la gallina. Vai. Muoversi. Vai, veloce. Vai, sali, porca madonna. Ok, peccato che durante i filmati non c'è il FOV, però... Oddio. Cristo. Oddio, non ce la faccio. Grant. Jay. Qua, vedi, io sto iniziando a... Ho bisogno di te per trovare Lisa, Dobbiamo riprenderci. Riley e gli altri. Staci dentro. Ok? Ok, scusami. Bellissimo come ha sorriso, raga, era tipo così. Però che bello, raga, col FOV è tutta un'altra roba da giocare. Cioè, io l'ho sempre giocato da Xbox 360, quindi immaginate. Oddio, ce ne sono tantissimi, Grant. Guarda come li stanno prendendo. Guarda. Assurdo, raga. Ok. Oddio. Qua si guardano la televisione spenta. Cioè spenta, cioè nel senso accesa, ma non si vedeva un cazzo, non c'era segnale. Ci nascondiamo tra le piante. Penso sia marijuana, così a occhio. Che cazzo facciamo? Tiriamo... Oddio. Tira il sasso. Tiriamo un altro sasso. Che in faccia te lo stavo tirando, bro. Fratello. Vai. Se ti muovi il culo ti serve. Mamma mia, quello sta freddando tutti, basta. È proprio un bastardo, raga. Qua, questi sono... loro sono dei pirati, raga. Fondamentalmente sono dei pirati. Aspettano che qua arrivi gente, gli rubano tutto. E poi magari se sono famiglie benestanti come la nostra, vedi, ci tengono per ostaggio e vogliono il riscatto. Quindi la nostra famiglia paga dei soldi se vogliono rivedere i figli. Cosa che molto probabilmente poi non faranno comunque. Si prendono i soldi e freddano tutti. Guardate qua. Guardate che bella la scena in cui veniamo, diciamo, catapultati. Banditi ovunque, guarda qua i camion dove arriva tutto il materiale, trasportano gli ostaggi, prigionieri. Ok, in qualche modo riusciamo ad uscire. Non ci saremmo dovuti buttare da soli. Avevo promesso a papà di avere cura di voi due. Dice dove si trova Riley. Lo troveremo, libereremo gli altri e poi ce ne torneremo a casa. Mamma mia, questa è la prima scena bruttissima. No, non mi lasciare. Grant, non morirà. E il nostro fratello è stato colpito. Dai, Grant. Le ha sparato in gola, ragazzi, c'è poco da fare. No. Grant. Mi piace. No, anzi, ti rispetto. Ti do 30 secondi. E niente. E se non ti mangia vivo la giungla, lo faccio io. Vai, cazzo sei sordo?
Ho detto di levarti dal cazzo, coniglio! Corri, Forrest! Corri! Porca madonna. Ok, che bello col FOV, sembra di andare più veloce. Guarda qua, schiviamo tutto. Schiviamo tutto. Ah, ci sparano, dobbiamo cercare di camminare a zigzag. Evitare i colpi. Oddio. 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 Ma che cazzo significa? Devo solo andare avanti, non posso fare altro. Perché sono morto? Facciamo una cosa, immedesimiamoci su un personaggio coglione che corre dritto e sopravvive. Perché dobbiamo anche vederla così, no? Oddio. È tipo un po' buggato avendo il FOV quando partono i filmati. Non so se ci avete fatto caso. Sono tipo dei distacchi di telecamera un pochino a cazzo, però ci sta. Ok, comunque continuano a spararmi. Comunque il trucco era quello, se andiamo dritti va bene. Attraversa la giungla. Attraversiamo tutto. Oddio, c'è un cazzo di pappagallo. Sono stoccato il dito. Oddio, sento un orso. Non voglio nemmeno girarmi. Oddio, l'ho visto. Era lui? Oddio, ma era un cazzo di orso. Madonna. Vabbè, c'è pure l'elicottero. Sali, 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 sali. Dovrei curarmi. Donna, veloce, veloce, veloce. Ho capito, un attimo di panico. Piccolo Bambi. Vai, scendo di qua, scendo di qua. Aspetta che mi posso ancora curare. Oddio, buon uomo. Ma porca madonna. Tieni spazio, tastiera del cazzo. A cagare. Questa è la nostra prima kill. Vabbè. Ho sempre bisogno di curarmi, dai, vaffanculo. Ok, prendi per il ponte. Oddio, l'elicottero taglia il ponte. Ah no, ok. Vai, 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 vai. Ok. Qua cade il ponte. E ci ritroviamo nella merda più totale, con il nostro personaggio incredibile caduto nelle acque di non so dove. Una produzione di Ubisoft Montreal. Bello. E qua anneghiamo, ma una mano a cazzo riesce a portarci in salvo. Far Cry 3. Bello, bello. Tanta roba, raga, quanti ricordi, quanti ricordi. Mi viene da piangere. Caricamento, io devo andare a prendere un po' d'acqua, raga. Speriamo che posso mettere un attimo in pausa. Cuore, seguo tutto, seguo la via. Troverò tutte le risposte del mondo. Ok, si può mettere pausa? Vado a prendere un po' d'acqua. Anche se te va bene comunque. Continuiamo. C'è tipo una specie di maschera totem dei burumbubi. Che cazzo? Attenzione. Questo era un metodo antichissimo per fare i tatuaggi. Sei sveglio? Beh, non del tutto. Il tuo braccio è ancora addormentato per il tatao. Il tatao. Guarda che bello, tra l'altro. È figo il tatuaggio di Far Cry 3 quando è completo. È nuotare nella tempesta, ma abbronzarsi sulla spiaggia dei pirati è follia. Prendi la mia vita, ne hai il diritto. Ma sappi che io prenderò la tua. Perla del giorno, aggiungerei. Sono Dennis. Jason. Bangao. Laba laba. L'airone, lo squalo, il ragno. Io so chi sei, Jason. Tu sei un guerriero. Ma che cazzo è te? Tatao dimostrerà la tua vera essenza. Ascolta, mio fratello maggiore è stato ucciso. Devo trovare l'altro e 4 amici. Vieni con me. Questa musica motivazionale, Quindi mi no? aiuterai? Si chiama Non Strong. avrai più bisogno di nessuno. Io ti darò la libertà. Capito? E ci dà tutto lui, ci dà la libertà. Nostro Dennis. Com'è che sono qui? Ti ho trovato sulla spiaggia. Benvenuto ad Amanaki. Amanaki, cioè Amanaki. Bellissimo, vero?
Bellissimo. Se la Bello, va, no? In realtà cari. è bello veramente. Jason Brody è qui con me, l'uomo che è riuscito a scampare Avast. La tua fuga è un segno del cambiamento. Il popolo ha bisogno di buone notizie. Questo è il tuo popolo. L'isola chiama i più forti. Ha chiamato me. I nativi Vieni qua, dell'isola, i Coco. Rakyat, mi hanno accettato. E ora sono un membro della tribù. Cazzo ridi? Niente male, vero? Beh, Beh. sul serio. Un guarpalluno, dai, se ci può Sai, dare. potrei avere quella che voglio. In testa ho una sola donna. Tieni, prenditi un'arma. Ah, mi sembrava, vai a puttane. Vuoi salvare Il tuo socio. fratello? Non ho mai sparato prima d'ora. Com'è che dicono in America? C'è sempre una prima volta. Bello, cazzo. Vai, prendiamoci la nostra arma. Ok, siamo ufficialmente... Mamma mia, raga, ma guardate quanto cazzo è figo, raga. Siamo praticamente qua in questo villaggio di Amanaki. E qua abbiamo... A me piacevano un sacco quei Far Cry dove c'era tipo il menu del genere, che tipo c'erano... Come cazzo sia? Tipo un wiki, no? Questo è Grant, mio fratello. Mi dispiace per tuo fratello. So che ha servito nelle forze di riserva dell'esercito. Il paese sarà fiero di lui. Infatti l'avevamo notato che era un ex militare. Questo invece siamo noi. Guarda quanto siamo fregni. Jason Brody, quando sei fuggito dal campo di prigionia di Vass ho fatto le mie ricerche. Jason Brody di Los Angeles, quindi siamo di Los Angeles. Ottimi voti al college, fisico atletico, un ragazzo modello tipico americano. Dopo la laurea solo lavoretti. L'anno scorso ti sei dato allo skydiving, 2 al parapendio, 4 al free climbing, un tipo sportivo, cazzi e mazzi. Hai un fratello minore, Riley, e uno maggiore che era Grant, morto qua sull'isola. Coco, hai rotto i coglioni. Pochi, Amanaki, che è questo villaggio dove siamo adesso, in mano ai Rakyat, che dovrebbero essere i nativi dell'isola. Qua ci stanno tutti divertendo e noi dobbiamo andare in questo negozietto della Cosa signora. vuoi comprare? Cagare. La 1911, poi le altre due sono bloccate, quindi dobbiamo per forza comprare questa. Vai, compra tutto. A queste ora si sono sbloccate. C'è la 6P9 e la Magnum, la 44 Magnum. Rimetti in Vabbè. funzione le antenne, altrimenti non posso rifornirmi dai villaggi più lontani. Minchia, subito, Allora se seguimi. ti fanno rifornire. Vieni qua, Dennis. Qui Dimmi tutto. la forza viene dalla giungla. Ho Dall'isola. capito. Cos'è armi gratis? Puoi acquistare le armi nei negozi? Ah, va, Coco, madonna, che se segue il mouse. Hai rotto i coglioni, hai capito? Ah, ma se attivi le torri radio il prezzo si azzera. Continua ad attivare le torri radio per avere accesso ad armi gratis. Mica Devi ce l'andiamo a conoscere fare il subito. territorio, sapere sempre come muoverti. Vas Certo, usa le certo. antenne per mappare l'isola e trovare i suoi uomini. Vabbè, qua ti spiega più o Scala meno le come tutte e funzionano le rivelerai antenne. l'intera mappa. I vecchi Far Cry infatti funzionavano così. Ogni antenna ti andava a sbloccare un pezzo di mappa. Noi adesso non abbiamo accesso alla mappa, quindi io adesso non posso farvi vedere la mappa. Però adesso che faremo questa parte potremo vederlo. L'unica cosa, lo tieni premuto. Vedi, a me sta roba di tenere premuto mi rompe i coglioni. Ah, perfetto, mi curo con questo. Vediamo se si è fatto, raga. Non ne sono sicuro. Però adesso io con Q mi curo e vediamo se posso interagire con... Semplicemente no, sempre tieni premuto, madonna. Quindi tipo interagisco con F e il corpo a corpo. Cazzo è il corpo a corpo? Arma precedente, prossima arma. Si sono già invertiti, vediamo adesso. Tieni premuto F, vabbè, è già più comodo comunque. Buongiorno. Ok, questa è la mira, vabbè, questo si sa. Ok, possiamo correre. Mamma mia, col FOV è tutta un'altra roba, raga. Giocare sto gioco senza FOV. Adesso guardate i panorami, che bello. Far Cry, raga, dei panorami. Proprio il 3 è spettacolare. No, ma ci sono dei soldi, prendi tutto. $22 più 9. Dai, che abbiamo 72 euro qua. Con 72 euro possiamo comprarci la dignità. Ok, la prima missione sarebbe quella di Deve scalare essere l'antenna. l'antenna. Ed è proprio lì che dobbiamo andare. E questa è ancora una fase di tutorial, quindi andiamo avanti. Ok. Oh, porca madonna. È morto? Vabbè. Ah, non l'ho preso. Cos'è? Nuovo tutorial. Rilevare la mappa. Ah, già posso fare M? No, non posso fare niente. Ok, apriamo qua, vediamo cosa troviamo. Munizioni mitra, dollari, jolly. Sono tutti, diciamo, cianfrusaglie che possiamo vendere.
Ok, adesso dobbiamo scalare l'antenna. Ogni antenna sarà sempre più difficile. Ovviamente la prima è semplice. Mamma mia, vedete che brutto quando si toglie il foam. Quindi dobbiamo cercare di non cadere giù In alto. e non dovremmo avere problemi. Saliamo. Guarda i gabbiani, che belli. Ok, siamo già un pochino leggermente altini. Le vertigini si iniziano a far sentire. Ah, sbagliato. Rompe tutto. Ecco fatto. Questa è quando si conquista un'antenna. Ci fa vedere 3 luoghi, diciamo, interessanti, 3 punti di interesse, diciamo, della zona. E poi ci sblocca una parte di mappa. Torre radio attivata. Tra l'altro adesso dovremo avere accesso a un'arma gratis in teoria. Ok, usa il cavo per arrivare fino al nostro carissimo Dennis. Guarda lì, pronto consegna. Perfetto. Niente male, eh? Fatto. Bene. Mostrami la mappa. Ecco, qua in teoria c'è il tutorial della mappa. Vedi? Ah, beh, E come te, Oh, arma Jason, gratis. i commercianti vengono da fuori. era un mitra. Usano le antenne per fare affari e ti ricompensano con armi per tutte quelle che liberi. Ok, le zone Guarda di la caccia. mappa. Vabbè, rotti i coglioni. Dunque, se vuoi salvare i tuoi amici, devi conoscere la giungla. Le Questa era piante una si roba possono figa creare di dei Far Cry corpi 3, la medicinali per caccia. curarti, amplificare i sensi e molto altro. Questa roba Vai. qui non era male. Torna da me quando avrai dominato la giungla. Cosa significa? Che cosa dovrei fare? Non devi fare un Ascolta cazzo. i tuoi istinti. Ascoltiamo tua sorella. Va bene, qua io direi di farmela questa missione, perché siamo ancora dentro la fase di tutorial dove dovremmo raccogliere, diciamo, delle cose, pelli e piante. Questo qui ci insegna un pochino a saperci muovere. Come possiamo vedere, la mappa è questa. Noi abbiamo pingato il luogo della missione. Dobbiamo arrivare qui, la zona rossa, perché ci sono, vedete, 2 avamposti nemici che poi andremo a liberarci. Abbiamo la nostra cara macchina. Guarda che belle. Ok, raggiungiamo il luogo. Mamma mia, quanto è bello. Che belli panorami. Proprio figo Far Cry, c'è poco da fare. Spero che questa serie comunque vi piace, raga. Io, come al solito, la porto avanti. Tomb Raider continuerà pure. Solo che avevo troppo voglia di iniziare pure questo. E quindi dovevo farlo. Allora, in teoria non dovremmo essere troppo lontani dalla zona, quindi io posteggerei anche qua. Guarda qua c'è un mare di roba da prendere, da lottare. Dentro casa. Guarda qua. Questi sono tutti oggetti che poi ci fanno comodo. Pure i soldi sul divano lasciano. Bene, allora la zona Trovare piano dovrebbe piano. essere questa. Sì, ma quali? Allora, dobbiamo raccogliere 2 foglie verdi, una blu, una rossa e 2 pelle di cinghiale. Allora, intanto le foglie verdi, già qua ne abbiamo una. Qua ci abbiamo dietro la rossa. Un'altra ce l'abbiamo sotto qua, ci viene di passaggio. Aia, mi sono stoccato una caviglia. Ma va tutto bene, il nostro personaggio sopravvive. Le foglie blu di norma si trovano in acqua. Ho perso l'altra caviglia. Ok, qua c'è qualcosa da lottare. Prendi tutto. Ok, adesso il problema potrebbe... Porca madonna che c'ho il filo in mezzo ai coglioni. Ok, il prossimo problema dovrebbe... Ah, eccolo il cinghiale. Oddio, ce l'ha. Sì. Fatto uno. Ok, L'altro scappa. ce la puoi fare. Mamma mia, di che cosa stiamo parlando? Che mira. Sei mia. Ok, tieni premuto 5. Ah, il tasto del mouse per curarmi, vero? Sono un po' ferito. Sono stoccato il pollice. Mamma mia. Peccato che devo tenere premuto, sta cosa mi rompe il cazzo, ma vabbè. Ok, a sto punto dobbiamo prendere la foglia blu. Qui dovrebbe esserci tipo un fiume. E infatti, vedete, la foglia blu è già qui. Ok, foglia blu è qua. Oh, porca madonna! Ma porca vacca. Ma che cazzo stai parlando? Il coccodrillo cos'era? In omaggio? Prendiamoci il coccodrillo, magari ci serve prendere il coccodrillo. Cuoio. Che cazzo è sta foglia blu? Ah, è sott'acqua, ok. Ok, abbiamo tutto. Ok, già che ci siamo, prendiamo pure questa qui rossa. Ce l'abbiamo davanti. Foglia cremisi, perfetto. Qua abbiamo un'altra cassettina. Sarà dentro questo pollaio, questo capannone. Qua cazzo è? C'è il cinghiale di prima. Bene, possiamo ritornare ad Amanaki. Potremmo fare un viaggio rapido. Infatti la missione ci consiglia di fare questo. Vedete, facciamo il viaggio rapido. Ok, questa qui è l'interno delle nostre basi. Diciamo, ogni villaggio che liberiamo avamposto abbiamo sempre questa, diciamo, piccola casa dove abbiamo il nostro armadietto, i nostri oggetti, dove possiamo vendere un po' tutto.
Noi possiamo vendere per esempio tutti questi oggetti e ci rimangono gli oggetti che non possiamo vendere, tipo pelle, roba così, cioè non che non possiamo vendere, potremmo sempre venderlo, però in automatico ti vende le cose inutili, non roba che ti può servire. Ah, qua possiamo anche comprare. Ah, ce l'hanno regalata la 6P9 ed è più forte, cioè ha meno danni, però è più precisa come pistola, ha più cadenza di fuoco e ha più movimento, quindi è... Sì, lo usiamo questa qui al posto dell'altra. Come mitra come siamo messi? Mitra non abbiamo un cazzo. Guarda l'MP5, guarda che bello. E vabbè, piano piano ci andiamo a prendere queste armi. Per adesso accontentiamoci della 6P9. Dennis è di lì. Allora, adesso parlando con Dennis ci attiverà un'altra missione che faremo nel prossimo episodio. Quindi io per questo episodio vi saluto ragazzuoli. Noi ci vediamo nel prossimo episodio con Far Cry 3. Mettete un like se no avete il pene tipo così. Signori, alla prossima. Ciao belli.